Amici di Sportisili, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la seconda giornata della Coppa di Divisione Serie A, Girone Z, che vedete scendere in campo Mistral Palermo e Cus Palermo, dunque un derby quest'oggi. Valevole per il Girone Z della Coppa Serie A, Coppa di Divisione, Mistral Palermo e Cus Palermo. Ora vediamo che contezza dei due schieramenti oggi schierati. Nel frattempo inizia con il possesso del Cus. Palla su Leonardo, ancora Calisti cerca la conclusione e poi vola come un gatto dietro Badalamenti. Ci aveva provato Calisti con questo tiro da fuori, ma è tutto da rifare. Piscari lo sta fronteggiando bene, c'è impressione che Grammatica, ancora Randazzo. Si era preso un grande spavento, lo fanno ancora e poi la sblocca il Cus. Non sbaglia la prima vera occasione Alessio Grammatica, fa 0-1. Randazzo alza il pallone a cercare il taglio di Calisti, buon lavoro, poi lotta, si appoggia a Leonardo, vuole il destro, calcio adesso, poi due volte e quasi da nulla Calisti pareggia i conti e fa 1-1. Comandatore in anticipo per Grammatica, potrebbe mettere sul secondo palo, tocca invece Lucchese, poi si complica la vita perché comunque servire Leonardo che è molto rapido, punta l'uomo, lo salta, li metto Leonardo, calcio con la punta e Badalamenti va giù, benissimo spaccata, ma che partita quando sono passati poco più di 5 minuti. Grammatica, io sei il punta Randazzo, lo fa adesso, va sul destro, lo salta lentamente, calcio verso la porta di Liberto, ma la palla che rimane lì! Conquinario che fa il gol dell'1-2, cuore verso la telecamera e porta in vantaggio i suoi sulla respinta di Liberto non eccezionale, il vantaggio Bus. Grammatica sfida ancora la sulla velocità, Grammatica secondo palo, Comandatore sbuca come un fantasma sul secondo palo in spaccata, 1-3 di Liberto, ancora vuole uno spiraglio, trova infatti il passaggio per Calisti, cerca sul secondo palo, ottima l'ingresso e poi nella di rigore, il passaggio respinto di Liberto, la palla esce non di molto. Grammatica, il dribbling è sempre molto ottimale e poi di Liberto esce in pressione a petto in fuori, di Liberto, salto di Liberto parecchia per la conclusione, il Samuel manca e la riaperta il Mistral Palermo. Ma che assist di Francesco Di Liberto che porta alla porta, ne salta due e poi mette un cioccolatino che manca, deve soltanto scartare e mangiare. Per Lucchese apparecchia per Di Liberto che potrebbe concludere, invece va Lucchese, cerca la precisione e va bene così, un calcio potente, calcio con tanta precisione, va benissimo così. Lucchese fa 3-3, la riaperta e Mistral Palermo sull'assist di Liberto, il gol è del capitano. Randazzo invita Leonardo, il dribbling e poi Pescari fa un grande lavoro da pivot, salta anche il portiere, poi cerca la punta, palla fuori, ma che lavoro che di Pescari che si prende anche tanti applausi. Prende posizione di Liberto, vediamo se calcia, non lo fa, calcia invece dall'altra parte Randazzo, sfiora il palo, Badalamenti si era anche gettato bene, in realtà giù, ha chiuso benissimo la porta, però palla fuori, che entra nei momenti in cui il Cus ha tanta difficoltà perché permette al Comandatore di giocare lì davanti. Di Liberto viene dimenticato in mezzo, Leonardo la controlla e non sbaglia, il cuore verso la telecamera di Leonardo, è entrato nella seconda frazione dopo un primo tempo non positivissimo. Adesso anche la responsabilità forse di portare i primi punti al Mistral. Mancano 10 secondi adesso, Quinario 1-2 con Comandatore, cerca il secondo palla che non passa, Quinario ancora di Liberto e c'è la porta, cerca anche la conclusione, la chiude, se non lui, chi sia altro, Francesco Di Liberto, ed è un gol meritatissimo per la prestazione a 2 secondi dalla fine, fa 5-3 e questo è un gol cercato però, e Di Liberto ha mostrato ancora una volta che è un portiere fuori categoria. Poi va bene così perché finisce la partita, vince il Mistral Palermo con il risultato di 5-3 e vola a 3 punti in classifica nel girone Z, rimane invece a 0 punti il Cus Palermo.